Buongiorno e bentornati a Mattino Verona. Siamo di nuovo in diretta con tutti i telespettatori e gli ascoltatori per parlare del tema del giorno di oggi. Oggi parleremo di logistica e trasporti, due comparti che in questi mesi sicuramente hanno subito un forte scossone a causa della pandemia. In particolare per quanto riguarda i trasporti, il nodo principale riguarda forse il rientro scolastico degli studenti veneti il prossimo lunedì 1 di febbraio. Il timore infatti è quello di ripetere quanto successo a settembre con bus troppo pieni, il rischio di contagi che quindi si alza inevitabilmente. Già allora era iniziata un'azione di integrazione tra l'offerta del trasporto pubblico e quella dei privati, una soluzione che era stata adottata in alcuni casi per le tratte extraurbane e che CNA Veneto è tornata a riproporre in vista proprio della riapertura delle scuole superiori. E allora per parlare di questo siamo in collegamento con Massimo Fiorese, portavoce regionale del trasporto persone NCC Bus di CNA Fita Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dottor Fiorese, iniziamo subito con alcuni numeri. Insomma, che perdita ha subito il settore dei trasporti privati in questi mesi di emergenza sanitaria? È praticamente fermo da marzo dello scorso anno. Gli autobus turistici, diciamo che più o meno il 90% del fatturato è andato perso e le previsioni sono ancora abbastanza tristi, almeno fino a primavera del prossimo anno. Ecco, passando invece al trasporto appunto scolastico, la proposta di CNA Veneto è quella di ritrovare una sinergia tra il pubblico e il privato per dare una mano al primo e chiaramente risollevare in qualche modo le sorti del secondo. Ecco, cosa proponete di fare nello specifico? Ma guardi, più che proponiamo, abbiamo più o meno già definito con le aziende pubbliche, che sono i soggetti deputati poi a mettere in piedi questo sistema di rinforzo delle corse di TPL. Abbiamo più o meno definito un 100 autobus a provincia che andranno a rinforzare appunto le corse di trasporto pubblico. Tenga presente che ci sono in Veneto 350 imprese circa e 700 autobus disponibili per fare questo tipo di attività sui 3.000 dell'intera categoria, insomma. Ecco, quali potrebbero essere le criticità, le difficoltà che si potrebbero riscontrare con questi nuovi autobus, con questa proposta? Ma allora, le difficoltà e le criticità sono legate alla poca certezza che c'è, nel senso che attualmente l'indice di riempimento è stabilito al 50%, però è una situazione che cambia di giorno in giorno, quindi adesso dobbiamo cercare di partire con questo servizio e vedere mano a mano come aggiustarlo, insomma, in base anche alle necessità che poi ci chiederanno le scuole, insomma, la situazione. Ecco, tornando invece più al contesto generale, insomma, dei trasporti, secondo lei il Recovery Plan aiuterà in qualche modo il comparto a risollevarsi, insomma, da questa crisi? Ma guardi, allora, gli annunci ne hanno fatti tanti e nella sostanza ad oggi le aziende hanno le idee confuse, pochi aiuti sono arrivati, faccio conto che, faccio l'esempio della nostra azienda, quella che fa la parte di trasporto privato, su 4 milioni di fatturato gli aiuti che sono arrivati sono nell'ordine dei 30.000 euro, insomma, per il momento, per cui mentre gli annunci sono stati molto più per importi e per azioni molto più importanti. Ecco, un'ultima domanda, ne ha già accennato proprio all'inizio, ma come vede il futuro del settore dei trasporti, insomma, al netto della pandemia che insomma, potrebbe protrarsi per molto tempo ancora, insomma? Ma guardi, il settore dei trasporti purtroppo sarà l'ultimo a ripartire perché poi terminata la pandemia probabilmente ci saranno dei tempi per riavviare la macchina delle prenotazioni, delle navi da crociera, dei viaggi in aereo, insomma noi lavoriamo principalmente con questo tipo di operatori e quindi finché immagino che ci vorranno almeno altri 6 mesi dopo dopo il ritorno alla normalità, insomma, per ripartire in modo adeguato.
Certo, insomma noi adesso facciamo un in bocca al lupo insomma a questo comparto, perché chiaramente insomma la strada è abbastanza in salita come per anche tanti altri settori, e insomma noi nel frattempo ringraziamo Massimo Fiorese, portavoce regionale del trasporto persone NCC Bus CNA Fita Veneto. Grazie per essere stato con noi Grazie a oggi. voi di nuovo. Perfetto, benissimo, allora vi salutiamo anche noi, vi diamo appuntamento alle 8:15 con la nostra seconda intervista per il nostro tema del giorno. Grazie per averci seguito e a tra poco.